L'ennesima tragedia della strada in Veneto, 25enne perde la vita a Breda di Piave nel Trevigiano finendo fuori strada con la moto, inutili tentativi di salvarlo dei dipendenti di una ditta vicina. Shock in Pedemontana dove un cervo è balzato in mezzo alla strada ed è stato travolto da un'auto, l'incidente a Colceresa, grave, il conducente, l'animale è morto. 3 sconosciuti si fermano a soccorrere un anziano finito sotto il trattore, accaduto a Vigonza, la figlia dell'80enne, li voglio ringraziare, saranno per sempre i nostri angeli. Aggressione al centro studi di Bassano del Grappa, scatta la denuncia per una ragazzina di 14 anni accusata di aver preso a botte e diffamato una sedicenne. Minacce via messaggio al presidente di Ater Venezia, poi l'attacco alla sede da parte di una famiglia amorosa, c'è un senso di impunità dilagante, ma noi continuiamo a lavorare. Inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti in Veneto, la Presidente di sezione definisce gravi le parole di Meloni sulla magistratura, focus su Mose, Palazzo Papadopoli, Pedemontana e Olimpiadi. Una mozione della Giunta regionale per aprire un tavolo sulle casse di espansione alle Grave di Crocetta, la consigliera leghista Brescacino, ora nel gruppo misto, lancia la proposta e apre un fronte politico. Via libera ufficiale dal Consiglio di indirizzo del Teatro La Fenice, Beatrice Venezi sarà direttore musicale da ottobre per 4 anni. Argento per René De Silvestro alle Paralimpiadi di Milano Cortina, dopo 2 quarti posti, podio per l'atleta di San Vito di Cadore in combinata sitting. Per il Veneto è la prima medaglia paralimpica. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma come ogni martedì in primo piano il nostro sondaggio di questa sera, che è dedicata ad una tematica che sta facendo molto discutere in queste ultime ore, quando continuano le polemiche sulla realizzazione di una moschea in via Giustizia a Mestre. Ecco dunque che vi chiediamo: costruire una moschea a Mestre? Potete esprimere la vostra opinione con le consuete modalità facendo una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio verrà reso noto come sempre su Ring in onda a partire dalle 21. Ed ora la cronaca con l'ennesima tragedia della strada. È accaduta nel primissimo pomeriggio a Breda di Piave, a perdere la vita un giovane di 25 anni in sella alla sua moto. Un botto, la corsa di alcuni dipendenti di una ditta verso il fosso nel disperato tentativo di aiutare il Centauro. Sulla strada un ammasso di lamiere. È la moto, un Ducati di Alessandro Ponzo, 25 anni, di Carbonera. Il giovane è morto sul colpo. La scena: che si sono trovati di fronte i soccorritori, è straziante, il corpo coperto da un lenzuolo, nulla da fare. Per lui troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto l'elicottero del suo M118 che atterra in un campo poco distante il luogo dell'incidente. La strada, via Brigata Emilia, a Pero di Breda di Piave, viene chiusa in entrambe le direzioni. Sono attimi concitati. Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi per accertare la dinamica di questo incidente. Secondo i primi accertamenti il ragazzo ha perso il controllo della sua 2 ruote. Prima è finito contro il muro di cinta in cemento e poi nel fossato. Non è escluso che alla base della tragedia ci sia stato un malore del Centauro. Il 25enne stava facendo ritorno a casa. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Breda di Piave. Ci stringiamo attorno alla famiglia, dice. Un ragazzo che, mi viene da dire, aveva non solo un sogno, tutta la vita davanti. E vabbè, adesso non entro nel merito di quelle che possono essere state le cause, anche tutto fa pensare a una fuoriuscita autonoma. Una tragedia incredibile, insomma, potete vedere anche quello che è rimasto. Alessandro Ponzo, che avrebbe compiuto 26 anni a settembre, era andato da un amico, aveva la giornata libera, lavorava presso un'officina meccanica della zona. L'incidente a pochi chilometri da casa. Sul luogo si sono precipitati il fratello, il padre, lo zio. Lo strazio di un dolore immenso, la perdita di una persona amata, il futuro, i sogni, tutto si è fermato in quel drammatico momento. Sulla strada le lamiere contorte, la moto distrutta. Si tratta del 9º incidente mortale in provincia di Treviso dall'inizio del 2026. Dobbiamo fare tutti tanta attenzione, soprattutto ricordarci che basta niente e ci rimettiamo noi e ci rimettono anche tutte le persone che ci vogliono bene. La notizia ha subito raggiunto Carbonera. L'intera comunità, ha detto la sindaca Federica Ortolan, si stringe alla famiglia in questo dolore grandissimo.
E shock questa mattina lungo la Pedemontana, dove un cervo è balzato in mezzo alla strada ed è stato travolto da un'auto. Gravissimo, il conducente, l'animale è morto. Tanta paura lungo l'SPV nel tratto che porta a Thiene. Un cervo ha attraversato la superstrada e proprio mentre stava sopraggiungendo un'auto, un impatto tremendo. Il cervo è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell'auto si trova ricoverato in gravissime condizioni al San Bortolo di Vicenza. Un vero shock in Pedemontana. Il 57enne di Pove del Grappa, al volante della sua Audi, ha riportato un serio politrauma, tenuto dai sanitari sotto stretta osservazione dopo che, procedendo lungo l'SPV al confine tra Marostiche e Colceresa, si è trovato davanti un esemplare di cervo maschio adulto balzato all'improvviso sulla carreggiata. Per la bestia, dicevamo, non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente è stato portato al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco e il SUEM 118 di Bassano. Pesanti disagi al traffico lungo l'arteria, con gli agenti della stradale che hanno regolato il flusso, prima bloccato, poi rallentato, sino a quando la strada non è stata rimessa in sicurezza. Quello che lascia basiti è come sia stato possibile che il cervo sia riuscito a entrare in Pedemontana. C'è da chiedersi se siano state adottate tutte le misure di protezione da chi gestisce l'infrastruttura, a cominciare dall'altezza delle barriere a lato corsie per evitare il verificarsi di simili situazioni. Solo una fatalità? La Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire i fatti. Si sono fermati a soccorrere un anziano finito sotto il trattore, aiutando la figlia a tirarlo fuori prima dell'arrivo dei soccorsi. È accaduto ieri mattina a Vigonza. Malgrado chiamassi aiuto, che nessuno mi sente perché purtroppo non è che abbiamo case molto vicine, ho dovuto chiamare aiuto dalla strada e prima è arrivato un signore, poi sono arrivate altre 2 macchine, altre 2 persone, altri 2 uomini e in tutti e 4 siamo riusciti a trascinare fuori il papà da sotto il trattore. Vedere il papà sotto al schiacciato, io ho pensato veramente al peggio e invece ringrazio questi 3 uomini che si sono prodigati subito a venire di forza e in tutti e 3 siamo riusciti veramente a trascinarlo fuori. È ancora sotto shock e dolorante perché il papà è ricoverato in ospedale, vivo per miracolo con una frattura del bacino, ma anche lei, la figlia Federica Anoni, è a letto, ferma, con 3 vertebre rotte per lo sforzo e per questo parla al telefono. È da qui, ripensando a quanto accaduto, che vuole ringraziare 3 persone, perfetti sconosciuti, diventati degli angeli ieri, poco prima di mezzogiorno. Il papà Igino, 89 anni, era su questo trattore Fiat arancione nella loro casa di Vigonza. Lei lo stava aiutando. Dovevano sradicare una vecchia siepe. 3 busti vengono tolti facilmente, il 4º resiste. Per questo l'anziano dà gas, ma il trattore scivola, si impenna e lo travolge. La figlia disperata inizia a cercare aiuto. I 3 uomini si fermano e insieme tirano fuori Igino poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Capito che tutto andava bene, i 3 se ne sono andati. A loro vorrebbe dire grazie Federica Anoni. Io purtroppo non li conosco, non li ho mai visti, quindi sono persone sconosciute ma che io ringrazierò per tutta la vita. Io so soltanto che uno di questi si è avvicinato e ha detto a mio papà auguri signor Gino e poi lui è andato via. Non ho proprio fatto in tempo forse a ringraziarli, non so neanche se sono riuscita a ringraziarli. Igino dovrebbe tornare a casa a giorni, la figlia lo definisce un miracolato e pensa ai 3 angeli che non smetterà mai di ringraziare per tutta la vita. E paura all'alba di oggi in una palazzina di Cerea nel Veronese per un incendio che si è sviluppato all'interno della rimessa interrata dell'edificio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Legnago con autopompa e autobotte per spegnere le fiamme che hanno interessato parzialmente un'area di circa 800 metri quadrati dove erano parcheggiate diverse auto. Il fumo si è propagato lungo il vano scale del condominio di 4 piani. Gli abitanti sono stati evacuati, 15 persone tra cui 3 minori sono rimaste lievemente intossicate, sono state affidate alle cure del personale sanitario e portate all'ospedale. Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e ventilazione dei locali sono state effettuate dai vigili del fuoco. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e sindaco.
È in corso in questi minuti all'obitorio di Pordenone l'autopsia sul corpo di Mario Ruoso, patron di Tele Pordenone e proprietario del garage Venezia. L'esame è affidato al medico legale Antonio Cirnelli, presenti anche l'avvocato difensore del killer Loriano Bedin, Giorgio Mazzucato, ed il medico legale della difesa Giovanni Del Ben. L'esito dell'autopsia è molto atteso perché potrebbe fornire elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e chiarire le cause del decesso di Ruoso, incluso il numero di colpi ricevuti durante il massacro lo scorso 4 marzo. A Bassano del Grappa ora, dopo le aggressioni al centro studi dei giorni scorsi, scatta la denuncia per una ragazzina di 14 anni. Percosse e diffamazione aggravata. Ne deve rispondere una 14enne denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Venezia dopo l'aggressione a una 16enne avvenuta lo scorso 25 febbraio al centro studi di Bassano. È stata proprio la vittima a rivolgersi ai carabinieri e raccontare quello che era successo quel pomeriggio all'uscita da scuola. Dell'episodio ci eravamo occupati anche nei nostri TG, una violenza inaudita, ricorderete, con la 14enne che ha preso a calci e pugni la vittima dopo averla gettata a terra alla fermata dei bus di via Tommaso d'Aquino, accusandola falsamente di aver divulgato tra gli studenti notizie offensive che la riguardavano. Tanto era bastato per organizzare una spedizione punitiva. Del fatto erano stati girati 2 video che vi avevamo mostrato anche noi, gli stessi diventati virali tra studenti e studentesse. Video finiti anche su una pagina social cui erano seguiti numerosi commenti, compreso uno molto pesante e diffamatorio scritto proprio dalla 14enne violenta. Nei suoi confronti, ricostruita la vicenda, i carabinieri di via Emiliani hanno fatto scattare la denuncia. Inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. In Veneto dai toni accesi, la Presidente di sezione ha definito gravi le parole della Premier Meloni sulla magistratura. Tracciato il bilancio del 2025, attenzionati dalla Corte Mose, inchiesta su Palazzo Papadopoli e Pedemontana. Scontro istituzionale all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Nel corso della cerimonia, la Presidente della sezione giurisdizionale, Marta Tonolo, ha definito gravi alcune recenti affermazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla magistratura contabile. Secondo Tonolo, parlare di un'intollerabile invadenza della magistratura che frena l'azione del governo non rispecchia il ruolo costituzionale della Corte dei Conti, che ha invece il compito, dice, di vigilare sull'uso corretto delle risorse pubbliche nell'interesse della collettività. Occasione quella dell'inaugurazione per tracciare il bilancio delle attività del 2025 nella regione. Il procuratore regionale Paolo Crea ha spiegato che l'attenzione della procura continuerà a concentrarsi sulle grandi opere e sulle procedure di appalto presenti nel territorio. Tra i dossier monitorati la superstrada Pedemontana, che secondo la procura continua a generare perdite per il bilancio regionale, e poi le grandi opere e le procedure di appalto riguardanti le Olimpiadi. In questo contesto sarà necessario, fa sapere Crea, chiusi i giochi, approfondire le segnalazioni di danno già pervenute. Tra le indagini seguite figurano inoltre approfondimenti su alcune forniture del Mose e l'inchiesta Palude legata alla vendita di Palazzo Papadopoli a Venezia. Durante l'anno sono state 448 le sentenze emesse, di cui oltre il 60% concluso con una condanna per un importo complessivo di circa 2.400.000 euro, in calo rispetto agli anni precedenti. I tempi medi invece per il deposito delle decisioni restano attorno ai 35 giorni. Messaggi intimidatori al presidente di Ater Venezia Marco Mestriner, poi l'attacco alla sede da parte di una famiglia morosa. Sono stato minacciato pesantemente sul mio numero di cellulare, intimandomi a non denunciare la polizia proprio da un presunto abusivo che vorrebbe fare il paladino evidentemente di queste persone. Stai attento a chi pesti i piedi, non sono nessuno ma posso diventare Dio in terra, e poi sono cazzi. Uomo avvisato, mezzo salvato, e poi ancora se arriva uno sbirro tu sei finito. È il tenore di alcuni dei messaggi arrivati sul telefono del presidente Ater di Venezia. Minacce che arrivano dopo il caso del rogo alla palazzina del quartiere Circus di Chirignago, appiccato dopo una lite tra famiglie di abusivi. Un senso di impunità dilagante, dice Mestriner, che permette loro di esporsi in queste modalità. Appena il giorno dopo le minacce, l'attacco alla sede dell'Ater.
Una famiglia è venuta qua proprio nel portone d'ingresso dell'Ater Venezia, senza appuntamento, una famiglia collegata sempre, seppur regolare, a queste famiglie abusive, ha preso a calci la porta e ha provato ad entrare. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Si sono presentati in 4 davanti al portone. La violenza usata per imporre le loro condizioni, nonostante, come fa sapere Ater, la famiglia abbia un debito di 26.000 euro in affitti non pagati e ospiti 2 persone non aventi diritto. L'Ater Venezia, le istituzioni non vogliono essere sotto scacco da parte di queste persone, non ci facciamo intimidire. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. FAIB Esercenti Veneto interviene sull'annuncio del governo relativo all'aumento dei controlli da parte della Guardia di Finanza sui distributori di carburante. Continua l'impennata dei prezzi dei carburanti dopo lo scoppio della guerra in Iran. Se da un lato i consumatori lamentano costi esagerati, dall'altra la situazione resta complessa anche per i rivenditori, presi di mira dai rialzi praticati dalle compagnie petrolifere e dai contingentamenti. A tal proposito il governo è al lavoro per limitare i rincari con il possibile via libera delle accise mobili. In ogni caso, per FIEB Confesercenti Veneto, questi prezzi alle stelle restano ingiustificati. Sono rincari non giustificati soprattutto per le tempistiche. Il conflitto è cominciato circa una settimana fa e dopo 24 ore circa le compagnie petrolifere avevano già aumentato i prezzi. Sappiamo che abbiamo delle scorte sia a livello nazionale e anche le compagnie petrolifere, sicuramente il prodotto è stato acquistato tempo fa, quindi capisco il conflitto. Secondo me poteva essere moderato l'aumento, anche perché vorremmo capire nel momento in cui, e speriamo quanto prima finisca il conflitto, ci sia la stessa velocità nella diminuzione del prezzo. Per verificare la trasparenza dell'impennata dei prezzi, il governo ha annunciato un'intensificazione dei controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante. La categoria però invita a evitare letture fuorvianti. Penso che sia un eccessivo allarmismo soprattutto verso noi gestori. Sappiamo benissimo che è successo la stessa cosa nel 2023, è stato istituito l'osservatorio prezzi, i gestori sono obbligati per legge a comunicare il prezzo una volta alla settimana e soprattutto ogni tipo di variazione che viene fatto sul prezzo. Quindi sicuramente c'è una base di speculazione, ma non può essere causata dal gestore, e questi controlli secondo me vanno a mettere un po' pressione sia a tutta la categoria ma anche all'opinione pubblica che pensa ancora che il prezzo venga imposto dal gestore e invece è un prezzo consigliato, diciamo, e obbligato dalle compagnie petrolifere. Una mozione alla Giunta regionale per rivalutare con un tavolo straordinario il progetto delle casse di espansione sulle Grave di Ciano a Crocetta del Montello. La consigliera leghista, ora nel gruppo misto, Sonia Brescacin, lancia la proposta a fianco dei sindaci contrari all'opera e si apre un caso politico. Credo che ora sia giunto il momento per fare una sintesi coinvolgendo anche il Comune di Crocetta del Montello, le università venete, attraverso un tavolo di lavoro tecnico che possa contribuire al meglio alla progettazione delle opere legate alla sicurezza idraulica del fiume Piave, nel rispetto delle persone, dei beni e dell'ambiente. È una battaglia ambientale, ma sullo sfondo forse ne cela una politica. Dal Montello a Venezia, anche visivamente, il quadro è significativo. La consigliera leghista è confluita non senza polemiche nel gruppo misto, fianco a fianco con la sindaca che più di tutte da anni porta avanti una battaglia fatta di ricorsi respinti contro la regione. Fino a ieri il Veneto di Luca Zaia, oggi quello di Alberto Stefani e della sua giunta, dove figura tra gli altri Paola Roma, l'ex sindaca di Ponte di Piave, che ha soffiato il posto a Palazzo Balbi proprio a Sonia Brescacin, la più votata nella Marca alle regionali dopo Zaia, un bottino che però non è bastato a entrare nella squadra di governo di Stefani. Lega contro Lega, verrebbe da dire, ce n'è abbastanza per un romanzo di dietrologia, ma andiamo con ordine. Sul piatto c'è l'annosa polemica del progetto delle casse di espansione sulle Grave di Ciano a Crocetta del Montello, cruciali secondo la regione e il commissario straordinario ora a capo dell'operazione per proteggere il Basso Piave da inondazioni disastrose, ma secondo i contrari, dai sindaci rivieraschi agli ambientalisti, con un impatto ambientale devastante per il territorio. Ora, proprio loro, trovano un alleato inaspettato in Sonia Brescacin, che firma di suo pugno una mozione per chiedere alla Giunta di creare un tavolo tecnico straordinario che metta insieme Ministero, politica, esperti e sindaci e uniformare le due esigenze: la sicurezza idrogeologica con la tutela ambientale dell'area utilizzando le ultime ricerche scientifiche. Perché, sottolinea tra l'altro Brescacin,
Gli invasi già costruiti e in fase di realizzazione sul territorio veneto sono tutti situati in località di alta pianura, fuori dal tratto pedemontano dei corsi d'acqua, a eccezione proprio dell'invaso previsto a Ciano del Montello. Non bisogna quindi sorprendersi del fatto, continua, che la proposta di costruzione della cassa di espansione alle Gravi di Ciano sia diventato un caso particolarmente controverso. Era presente infatti una evidente anomalia nella programmazione di interventi di difesa idraulica previsti in Veneto, sia per dimensione che per collocazione geografica dell'opera. Inutile negare che il resto del mondo questi grossi interventi, il resto del mondo li sta togliendo per passare ad interventi più mitigati oppure a più interventi messi assieme, cioè sia la manutenzione, sia la cassa, sia la tutela dell'ambiente. Per gli oppositori del progetto è l'ultima possibilità di avere una voce in capitolo e il fatto che arrivi da Brescacin riporta la questione politica. Sarà un caso che tra i più strenui difensori del progetto ci sia sempre stata, come tutti i primi cittadini del Basso Piave, proprio Paola Roma, attuale assessore in una giunta nella quale Brescacin contava di esserci? Non sfugge a nessuno che il messaggio arrivi diretto da Alberto Stefani, mentre una replica velenosa giunge via social da chi si è sempre battuto per l'importanza del progetto, l'ex assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, che su Facebook è lapidario. Qualora ci fosse una piena del Piave con conseguente esondazione, attacca, mi auguro che coloro che a 60 anni dall'alluvione del 1966 ancora vogliono costruire un ulteriore tavolo tecnico per rivedere le decisioni prese, ritardando di fatto ogni intervento, siano chiamati a risponderne in tutte le sedi. Arriva il via libera del Teatro La Fenice a Beatrice Venezia alla guida dell'orchestra, una scelta con valore di investimento sul futuro, il commento del sovrintendente Nicola Colabianchi. Il consiglio di indirizzo della Fondazione Lirico Sinfonica, che si è riunito oggi con il presidente, il sindaco di Venezia Brugnaro, ha espresso ufficialmente l'approvazione per la nomina del maestro Venezia, direttore musicale del teatro. L'impegno di Venezia, con un contratto di 4 anni, avrà inizio dal prossimo mese di ottobre, come precisa appunto il comunicato. A Ring, Laura ed Amerigo, genitori di Sammy Basso, con il libro dedicato alle lettere scritte dal giovane biologo di Tezze sul Brenta e rese note dopo la sua morte nel 2024. Avete fatto un sorriso pazzesco quando avete visto le foto, no? Entrando nello studio, vero? Sì. Americo l'ha fatto ciao, quasi ad abbracciarlo prima. Sì. Beh sì, ci stanno abbracciando questa scenografia, quindi veramente un abbraccio. Bella, emozionante. Il volto e il sorriso di loro figlio accolgono nello studio di Ring mamma Laura e papà Amerigo, che insieme a Chiara Pelizzoni hanno firmato il libro Sammy, una vita da abbracciare, con prefazione di Giovanotti, dove a raccontare il giovane biologo di Tezze sul Brenta, affetto da progeria, scomparso a 29 anni, sono i destinatari delle lettere che Sammy aveva scritto dal 2017 fino alla sua morte nel 2024. È stata anche una scoperta bella. Noi conosciamo tutte le persone che hanno ricevuto queste lettere, però è stato bello ascoltarle mentre ripercorrevano un po' quello che hanno vissuto assieme a Sammy. Mamma e papà, il suo fisioterapista, la sua psicologa, i vicini di casa, la sua famiglia americana. Sammy si è rivolto a quelli con i quali ha percorso i tratti di vita più lunghi. Lui che dormiva poco, lavorava di continuo, che il suo cervello non lo metteva mai in pausa. Anche se ultimamente gli chiedevo di rallentare un attimo, di prendersi una pausa, insomma di respirare un po', e lui mi diceva no, non ho tempo adesso, lo farò più avanti. Non so quante vite avesse vissuto, perché tantissimi progetti, tantissime cose con gli amici, la ricerca, una start-up sulla genetica, tantissime cose. Mai scoraggiato, mai sconfortato, sostenuto da una fede cementata dallo studio, dalla conoscenza della progeria, sapeva da sempre e fin da piccolo l'aveva accettata. Quando io gli chiedevo di pregare, di chiedere a Gesù di farlo guarire, che Gesù ascolta i bambini, e lui mi rispondeva molto serenamente: no mamma, perché se io sono nato così vuol dire che Gesù ha un progetto su di me. Voleva capire i meccanismi del mondo, Sammy, quelli che ha sempre cercato nella scienza e nello studio delle religioni. Anche grazie a lui, per rallentare la progeria, c'è ora un primo farmaco. Queste le sue parole dopo aver trascorso 5 giorni al CERN di Ginevra.
Quello che sembra impossibile può diventare possibile. Come diceva Einstein, qualcosa è definito impossibile finché qualcuno arriva, non sa che è impossibile e la fa. Sammy è vivo, dice papà Amerigo, lo è grazie all'eredità che ha lasciato e che gli stessi genitori hanno scoperto e stanno scoprendo poco a poco. Ha seminato tanto e ha seminato bene, sono le parole di mamma Laura. Le persone che ci fermano, che ci telefonano, ci scrivono per dirci semplicemente grazie di averci dato un figlio così, mi ha fatto del bene, mi ha aiutato, e sono cose che veramente ti riempiono. La sua partenza è stato un vuoto immenso, ma adesso queste testimonianze ci riempiono, ci fanno stare bene, ci fanno andare avanti. René De Silvestro, uno degli atleti di punta dello sci alpino paralimpico per l'Italia Milano Cortina 2026, è medaglia d'argento dopo la delusione per non aver potuto sfilare da portabandiera. Dopo i 2 quarti posti, oggi pomeriggio è arrivata la medaglia per l'atleta di San Vito di Cadore, una combinata sitting perfetta con un 3° posto nel Super G. René si regala uno slalom da miglior tempo di manche, conquistando finalmente nella Paralimpiade di casa la medaglia numero 9 di questa spedizione, la prima per gli atleti veneti. La medaglia dei record, mai l'Italia aveva vinto 9 medaglie in una Paralimpiade. Per i colori azzurri è stata una giornata da incorniciare. Sull'Olimpia delle Tofane nello sci alpino sono arrivate, oltre all'argento di De Silvestro, l'oro di Giacomo Bertagnolli e altri 2 argenti conquistati da Chiara Maller e Federico Pellizzari. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.